Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come sempre alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione. Situazione che in Veneto volge moderatamente, lentamente al meglio, perché abbiamo visto che la campagna vaccinale ormai ha preso slancio. I dati relativi all'emergenza coronavirus sono in continuo, costante calo, le prospettive sono interessanti, resta da capire se quello che sono state le aperture di questo ponte del 1° maggio, che ha visto davvero moltissime persone muoversi, andare nelle città d'arte, andare a mangiare fuori per quello che si poteva, naturalmente, perché ricordiamo che le restrizioni sono ancora in vigore, se tutto questo possa poi creare un qualche ritorno, una qualche recrudescenza dell'emergenza coronavirus nelle prossime settimane. Questo lo vedremo giorno dopo giorno, perché come sempre vi racconteremo quello che è successo, quello che sta succedendo. Noi siamo in attesa di collegarci con i nostri colleghi, con le nostre redazioni. Allora, in attesa della redazione di Padova, che dovrebbe arrivare fra pochi istanti, e poi ci confermerà anche Valentina Visentin questo dato, questa notizia, si parla di un focolaio al liceo Curiel. Dopo che uno studente è risultato positivo insieme alla famiglia, sono stati effettuati dei tamponi al resto della classe e al corpo docente. Pare che di 25 ragazzi 11 siano positivi, fortunatamente tutti asintomatici. Sentiamo se Valentina Visentin ha qualche informazione in più rispetto a questa notizia e quali sono le altre notizie da Padova. Buongiorno Valentina. Buongiorno Ferdinando, intanto io partirei con la cronaca perché vi spiego dove sono. Alle mie spalle, vedete, questa è la villetta di Noventa padovana di via Sabbioni, dove venne uccisa Isabella Noventa nel gennaio del 2016. Siamo qui in questo momento e poi saremo in grado di mostrarvi nei nostri telegiornali le immagini all'interno della villa, perché stiamo per entrare insieme al fratello di Isabella, Paolo Noventa, che a tutti gli effetti è diventato proprietario di questa, che è la villa di Freddy Sorgato, che attualmente è in carcere insieme alla sorella Deborah e alla tabaccaia Manuela Cacco, accusato del delitto della segretaria del Vignazzi, Isabella Noventa, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Ebbene, il fratello di Isabella sta effettuando un sopralluogo, perché poi vuole assolutamente vendere questa villa, che ovviamente dopo anni dal delitto è in totale stato di abbandono. Vi faccio vedere le immagini che riesco a mostrarvi. Le condizioni della villa, lo vedete, le erbacce che sono ormai cresciute, la vegetazione avvolge la villa, che è rimasta nel più totale stato di abbandono dopo che un'asta era andata fallita per la vendita. Ora il proprietario è Paolo, che l'ha ottenuta come risarcimento, ma entro la settimana toglierà le ultime cose appartenute a Freddy, perché vuole assolutamente vendere questa villa, dove all'interno è stata uccisa la sorella Isabella. Valentina, intanto già da questa notizia capiamo che sarà una giornata molto interessante, molto importante a Padova. Capiamo anche l'emozione di chi, compresi i giornalisti, si trova a vedere da vicino questo luogo. Quindi insomma siamo certi che nel corso della nostra informazione di questa sera, dei nostri emittenti, racconteremo in modo molto approfondito quello che vedrete. Valentina, poi che cosa succede a Padova oggi? Poi insomma, ecco, facciamo anche il punto sulla situazione contagi. Come hai detto bene, c'è questo focolaio monitorato all'interno del liceo Curiel. Attualmente sembra ristretto a questi 11 compagni di classe che sono stati contagiati, fortunatamente tutti asintomatici, ma la situazione è costantemente monitorata, ha fatto sapere la preside. Per quanto invece riguarda la vaccinazione, è stato un fine settimana da record per l'USL Saiogania, dove si sono raggiunti picchi di 9.000 somministrazioni al giorno. Non si sono fermati gli operatori nemmeno il 1° maggio, con 180 operatori in servizio insieme ai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile. Dicevamo più di 9.000 somministrazioni al giorno, una cifra che dovrebbe rimanere, assestarsi intorno alle 8.000 anche in questi giorni, visto che ci sono oltre 30.000 prime dosi prenotati da qui fino al 9 di maggio. Somministrazione anche del vaccino Johnson, che è stato
somministrato per la prima volta sabato sera in fiera circa 1 migliaio di dosi di questo quarto vaccino anti-Covid, appunto tanto atteso perché avviene con una sola somministrazione. Questi insomma sono i primi dati insomma, che riusciamo a fornirvi oggi sulla situazione vaccinazioni qui a Padova. Lo ricordiamo, per gli over 80 che ancora non si sono vaccinati è disponibile la vaccinazione ad accesso libero, quindi potranno presentarsi nei vari centri vaccinali senza la prenotazione. Da segnalare la storia singolare di un'anziana di Ponte di Brenta, 111 anni, la signora Ida, che è stata vaccinata in casa dal medico di base. Molto bene Valentina, allora noi abbiamo anche già delle notizie di cronaca che daremo poi dopo la pubblicità, perché comunque c'è tantissima carne al fuoco oggi a Padova e non ci resta che aspettare i servizi che farete per raccontare questa visita molto, molto particolare, molto anche coinvolgente dal punto di vista emotivo, diciamo visto che tutto quello che è successo. È impressionante entrare in questo luogo dove si sa che è avvenuto uno dei più efferati omicidi degli ultimi anni qui a Padova. Ma l'abbiamo sentito anche dalla tua voce, che di solito è sempre molto incisiva, si sente che c'è qualcosa di forte nell'aria. Quindi Valentina, ti lasciamo andare, grazie per questo interessante collegamento, buon lavoro e buona giornata. Torniamo in studio, abbiamo visto allora questa notizia riguardante questo fatto di cronaca che insomma è rimasto negli annali padovani, ma abbiamo parlato anche di vaccini. Parleremo di vaccini fra pochi istanti con Chiara Gaiani, che oggi, via straordinaria, presente a Bassano per seguire le vicende nella zona dell'ULSS 7 pedemontana. È andata a vedere come sta andando la campagna vaccinale al Palangarano, perché sappiamo che se a Padova le cose vanno bene, a Bassano non si sono mai fermate. Vediamo Chiara Gaiani, che grazie alla collaborazione di Federico Cibotto ci può raccontare come va da quelle parti. Buongiorno Chiara. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Le immagini credo parlino da solo. Con l'aiuto del collega appunto Federico Cibotto posso farvi vedere che non c'è nessuna coda, cosa che invece era capitata in passato qui nelle scorse settimane. L'accesso e il deflusso è davvero molto molto regolare. All'interno, per la verità, però abbiamo visto che gli slot sono i vari ambulatori vaccinali sono tutti al lavoro. Ecco, ne approfitterei per lanciare subito un appello che abbiamo appena raccolto dai responsabili del Palangarano, e cioè quello di cercare di arrivare qui in sede vaccinale con l'anamnesi completa. Come è possibile? Non serve avere un computer a casa, lo ricordiamo, basta rivolgersi a una farmacia, la farmacia del paese, a una stazione dei carabinieri, chiamare in comune questo foglio dell'anamnesi in cui si indicano le patologie principali e la terapia che magari in questo momento si sta assumendo. È fondamentale per velocizzare il lavoro. Noi abbiamo visto appunto ci sono 3 persone che stanno aiutando persone che arrivano senza prenotazione proprio a completare questo foglio. Questo aiuta, la prenotazione tra l'altro serve anche a garantire un orario e una certa possibilità, ma anche aiuta l'organizzazione ad essere puntuale nei tempi e nei modi della somministrazione. Lancerei, se me lo permetti Ferdinando, anche un secondo appello che arriva dal direttore generale dell'ULSS 7 Bravezza. Ci sono ancora posti liberi per le classi di età aperte, quindi parliamo delle persone dai 60 anni in su, poi per chi segue un paziente fragile, oppure per i pazienti che hanno, per le persone con disabilità o persone fragili. Quindi approfittatene, sono in arrivo veramente 126.000 dosi di Pfizer in Veneto, quindi per Pedemontana dovrebbero arrivarne 13.000 in questa settimana. Il direttore ci ha detto che se chi non ha in questo momento diritto alla prenotazione del vaccino non lo farà, probabilmente in settimana potrebbero addirittura aprire le slot per i cinquantenni. Addirittura, quindi possiamo dire che l'ULSS 7 non rallenta per quelle che sono situazioni contingenti, ma anzi guarda avanti, pronta a coprire, perché comunque pare che siano in arrivo davvero dosi importanti per un periodo
molto, molto lungo, quindi non si parla di 2 o 3 giorni e poi basta, quindi anche se infatti. Molto bene, molto interessante, quindi approfittiamo nel senso ci uniamo all'ULSS 7 per questo appello che rilanciamo. Ringraziamo anche Chiara Gaiani, perché così molte persone possono già saperlo da adesso, magari invece saperlo stasera durante il TG, uno domani forse è troppo tardi. Oggi invece c'è la possibilità di fare tutto. Noi volevamo farvi vedere anche al volo, sempre con la regia di Fabio Verin, qual è la scheda per l'anamnesi. Ce l'abbiamo qui sul nostro computer, è una cosa semplicissima, si può scaricare anche dal sito dell'ULSS 7, ma dei siti di tutte le ULSS, in modo tale da arrivare e accelerare le operazioni. Può farvela chiunque, può farvela davvero qualsiasi, il dottore farmacista, diceva Chiara, anche i carabinieri, perché così si arriva e le operazioni logistiche sono davvero molto brevi. Torniamo a vedere al Palangarano, vediamo che la situazione è decisamente tranquilla e quindi te lo Chiara, confermo. ci sono... Sì, la situazione è tranquilla, ci sono alcuni che arrivano per la prima dose, altri che arrivano per i richiami, appunto gli operatori dell'ULSS sono a pieno regime qui, altra notizia, dal 13 maggio probabilmente sarà potenziato addirittura, insomma, la capacità di vaccinare dell'ULSS 7 con lo spostamento all'interno dell'Eurobrico, dove ci saranno più linee vaccinali, quindi diciamo che la macchina è davvero a pieno regime in questo momento, è il caso tutti di approfittarne anche per poter ritornare alla nostra agognata normalità. Chiara, noi ti ringraziamo di questo collegamento, ringraziamo anche Federico Cibotto per la parte tecnica, buon lavoro, buona giornata. Naturalmente se ci sono informazioni importanti da Bassano non esitate a contattarci, le daremo in diretta. Certo, grazie e buon lavoro a voi. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, facciamo una brevissima pausa, poi torniamo con tutte le notizie dal Veneto. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto che la campagna vaccinale del Veneto ormai è ripartita dopo quel rallentamento di un paio di settimane fa. A pieno slancio, le dosi ci sono, le aziende sanitarie fanno appello alla popolazione, addirittura paventando la possibilità di aprire a classi di età inferiori per andare a utilizzare prima possibile tutte le dosi, visto che la continuità della fornitura è garantita per parecchio tempo. Ma quello che abbiamo appena superato è stato anche un weekend un po' particolare, perché il ponte del 1° maggio ha rappresentato l'occasione per molte persone per uscire di casa, andare a fare un giro in qualche città, andare a vedere un po' che cosa stava accadendo in giro per il Veneto. È stato però un weekend anche rocambolesco per alcune situazioni. Una di queste è avvenuta a Padova, dove nel fine settimana un gruppo di negazionisti senza mascherina ha tentato di sfidare il coprifuoco, ma sono stati tutti multati. Vediamo. Volevano sfidare il coprifuoco e disobbedire alle norme anti-Covid. Un gruppo di no mask è stato multato sabato sera in pieno centro a Padova. 8 persone appartenenti a gruppi negazionisti del Covid che si erano date appuntamento in Piazza delle Erbe intorno alle 22:30. Tutti senza mascherina, non mantenendo le distanze e violando le norme anticontagio. Il gruppetto è stato individuato da una pattuglia della polizia che stava effettuando i controlli durante il primo fine settimana di zona gialla. Gli agenti hanno interrotto il sit-in di disobbedienza e i poliziotti della Digos hanno identificato e multato gli 8 per la violazione del coprifuoco e il mancato utilizzo delle mascherine. Molto peggio è andata invece a Conegliano, dove c'è stato un vero e proprio pestaggio, un regolamento di conti davanti a tantissime persone in pieno centro. Ecco il servizio della nostra redazione. Sono quasi le 3:30 del pomeriggio nella centralissima piazza Cima Conegliano quando si scatena l'inferno, un vero e proprio pestaggio con tombini e mazze da baseball. Le prime sequenze sono quelle di una spedizione punitiva, un regolamento di conti in pieno giorno e davanti a decine di persone intente a godersi la prima domenica in giallo. Ci sono famiglie e tifosi dell'Imoco che festeggiano l'impresa.
L'azione è velocissima, una banda di giovani per lo più di origini macedoni che proviene dalla scalinata degli Alpini si scaglia su altri ragazzi seduti, un connazionale in particolare. Volano sedie, insulti, l'azione è rapidissima, la tensione a 1000. Mazze da baseball e si sono avventati proprio su dei ragazzi seduti nel plateatico del bar teatro in pieno centro, e questi menavano, e i video lo dimostrano, e hanno lasciato per terra una persona piena di sangue, una che non si è alzata più. Arrivano SUEM con ambulanze, automedica, agenti di polizia, carabinieri, polizia locale. Nel caos generale gli autori del gesto si danno alla fuga. In 3 vengono portati all'ospedale, per 2 le conseguenze sono lievissime, per un terzo un po' più gravi, ma comunque non preoccupanti. Resta lo shock di residenti e commercianti. Io sono ancora un po' agitata perché vedere tavolini, tavoli, sedie, ma sentire proprio le botte, perché c'erano i tondini che battevano per terra e sotto c'era la persona, è stata veramente una cosa brutta, una brutta pagina di Conegliano. Le indagini della polizia sono in corso, un aiuto arriverà di certo non solo dai tanti video girati ma anche dalle telecamere della zona. Si dovevano celebrare le Pantere dell'Imoco, ma la violenza ha sopraffatto una domenica di festa. Ieri è stata una giornata particolare, anche se meno cruenta, per i vicentini. C'è stato il Bomba Day, ovvero le operazioni di disinnesco di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale. Hanno comportato l'evacuazione di moltissime persone, momenti anche di tensione perché sono durate parecchie ore queste operazioni. Noi nella mattinata siamo andati a sentire i vicentini evacuati, quelli spostati dalla loro abitazione, per capire come hanno vissuto queste prime ore. Attenzione, evacuazione in corso. Possiamo chiedervi com'è questa evacuazione, come sta andando? Sta andando bene, siamo partite quasi tutte, sì, grazie. Deve tenerle aperte. Tutto devo tenere aperto. Questo vuol dire buona giornata. Voi siete proprio i dirimpettai, siete proprio i vicini di casa dell'ordigno. Esattamente, noi siamo proprio i vicini di casa. Ma era previsto da tempo, quindi dai, ci siamo presi per tempo. Oggi giornata da evacuati, come si svolgerà? Andiamo fuori città, facciamo un giretto, quindi niente di che. Una cosa normale, dai. Speriamo vada tutto bene, ma siamo sicuri che vada tutto bene perché c'è stata già un precedente anni fa e quindi sì, dai, siamo fiduciosi. Avete aperto i vetri, le finestre? Sì, abbiamo fatto tutto, abbiamo aperto tutto, abbiamo scocciato tutto quanto, quindi abbiamo chiuso il gas, tutto quanto, luce, gas e tutto quanto, dai. Una giornata da sfollati, da sfollatissimi, bisogna andare via e noi andiamo, che vuoi fa? Avete applicato tutte le norme, tutti gli insegnamenti, tutte le indicazioni? Tuttissimo. Compreso lo scotch alle finestre. Compreso lo scotch alle finestre a mo' di anteguerra. Quindi ricapitoliamo, chiusura dei gas. Perfetto. Poi? Scotch alle finestre, apertura delle finestre. Animali in sicurezza. Sì, importantissimo. E non mi ricordo più. Più di uscire di casa. Uscire di casa e andare. Ecco. Il problema è la colazione saltata per mancanza di elettricità. Buona giornata. Ma allora... Una giornata da evacuato? Sì. No, ma niente di più, guardate che no. Niente di serio? Niente di serio. Attenzione, evacuazione in corso. Liberare le abitazioni entro le ore 8. Sappiamo poi che tutto si è svolto senza problemi, si è conclusa positivamente. Sicuramente questa non sarà
l'ultima bomba della seconda guerra mondiale trovata a Vicenza. Sappiamo che ne sono state trovate addirittura decine nel Parco della Pace. È plausibile che questo succeda di nuovo, però insomma questa volta è andato tutto liscio. Stanno arrivando anche delle notizie ANSA sui vaccini, perché il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo sta valutando la possibilità di estendere AstraZeneca anche alle classi di età inferiore ai 60 sulla base degli studi. Se ne sta parlando con l'Istituto Superiore di Sanità, il Comitato Tecnico Scientifico dell'AIFA. I vaccini vanno impiegati tutti, sottolinea Figliuolo. AstraZeneca è consigliato a determinate classi, ma l'EMA dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali, ma queste sono dichiarazioni del commissario, sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini, il ritmo della campagna non raggiungerà gli obiettivi. Questa è una dichiarazione molto importante. Sentiremo poi se il governatore Luca Zaia, fra 7 minuti in collegamento qui su Rete Veneta, approfondirà anche questo tema. Noi adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove inizierà fra pochi minuti la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Prima di andare a Marghera però andiamo a vedere altre due notizie di cronaca che sono arrivate negli ultimi minuti da Padova, perché questa notte c'è stato un incendio in un ricovero di automezzi a Carbonara di Rovolone, l'area immediatamente adiacente ai Colli Ugani. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero divampate da un furgone per poi estendersi anche a 2 muletti. A dovare l'incendio sono intervenuti i pompieri di Abano, Terme, Este e Padova con automezzi e 12 operatori. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del luogo sono terminate nel corso della notte. Non ci sono feriti, nemmeno persone intossicate dal fumo. E un'altra notizia di cronaca che ci arriva sempre dalla nostra redazione padovana riguarda la tragica conclusione di un incidente che era avvenuto nei giorni scorsi. Laura Miazzi, studentessa universitaria di 24 anni, è morta nell'ospedale di Padova. Era ricoverata in terapia intensiva della neurochirurgia dall'11 aprile, giorno del suo incidente. Scusate, non avevamo visto questa parte del suo incidente in tangenziale di Padova. Lo schianto si era verificato all'altezza dell'uscita di Chiesa Nuova. L'auto guidata dalla giovane era finita fuori strada, finendo contro la cuspide del guardrail che si è infilzato nell'abitacolo. La ragazza aveva subito danni alla testa che si sono poi rivelati fatali. Allora, noi entriamo invece in modalità emergenza coronavirus. Prima di andare a sentire la conferenza stampa di Luca Zaia, vediamo gli ultimi dati disponibili per quanto riguarda i vaccini, che non riguardano questa mattina e saranno sicuramente superati da quanto dirà il governatore in conferenza stampa. Però possiamo dire che in Veneto almeno il 23,7% della popolazione ha ottenuto la prima dose, ovvero 1.155.700 veneti hanno avuto la prima inoculazione. Il ciclo completo è valido ormai per il 10,6% della popolazione. Questo è un dato importante perché è in crescita. 518.977 le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose, e vedremo poi i dati aggiornati che verranno forniti dal governatore durante la conferenza stampa. È importante dire che il 95,6% degli over 80 hanno avuto almeno una dose e il 71,6% delle persone fra i 70 e i 79 anni hanno avuto almeno la prima dose. Per quanto riguarda la classe 60-69, il 27,2% della popolazione ha ricevuto il vaccino. Di tutto il resto parliamo col governatore perché sta arrivando. Chiudo. Grazie. Buongiorno. Siete tamponati? Sì. Accomodatevi, prego.
Pronto? Via? Perfetto. Allora, inizierei subito, buongiorno a tutti, inizierei dal bollettino. Allora, i tamponi molecolari sono 5.037.618, i test rapidi sono 4.371.729, il totale sono quasi 9 milioni e mezzo, sono 9.409.000. I positivi nelle ultime 24 ore sono 364, però considerate che siamo sempre al lunedì, quindi il bollettino del lunedì ha sempre i suoi problemi, e i 364 danno sostanzialmente un'incidenza del 3,82%, buongiorno, accomodati, 3,82% su 9.537 tamponi. I positivi sono 413.506 e i 413.000 vi ricordo che sono l'esito di 9.400.000 tamponi che abbiamo fatto fino ad oggi. Questo dal 21 febbraio. Gli attuali positivi oggi sono 21.923, che sempre per amore della statistica vuol dire che metà di questi sono verosimilmente sintomatici e metà asintomatici. Sostanzialmente si pensa, i dati ci dicono che un 5-7% di questi poi viene ospedalizzato. Tant'è vero che 1.391 sono gli ospedalizzati in questo momento, quindi in 2 settimane sostanzialmente abbiamo avuto un calo di 1.000 persone ricoverate, e 1.391 sono rappresentati da 1.208 in area non critica, meno 1, e 183 in area critica, scusatemi, in terapia intensiva è più 1. Gli attuali ricoverati nelle terapie intensive del Veneto sono 451, che sono la somma dei 183 più i 268. Considerate che il nostro dato viaggia sempre dai 250 ai 300 in terapia intensiva non Covid, vedete sono 268 oggi. Questo vuol dire che è un dato già a regime, visto e considerato che abbiamo riaperto le attività ospedaliere, quindi non è un dato che è falsato dalle restrizioni delle attività. Totale dei morti 11.369, più 4 decessi nelle ultime 24 ore. E i dimessi, cioè curati nei nostri ospedali, sono al momento 20.571. Allora, come vi siete accorti, abbiamo sicuramente un calo importante dell'infezione, lo si vede anche nella curva dell'infezione. C'è da dire che però da un po' di giorni, diciamo, i numeri sono in calo, ma non un calo così importante, nel senso che vediamo, se voi valutate la curva delle terapie intensive, che adesso io non ho qui, lo dicevano appunto anche stamattina in riunione, la curva di terapia intensiva è una curva che decresce, si vede, l'andamento è assolutamente un andamento importante, però vedete meno 1, più 1, meno 3, insomma abbiamo, per ora non c'è una fase di stallo, quindi di plateau nelle proiezioni, non c'è neanche nell'algoritmo, cioè l'algoritmo ci dice comunque che continuerà il calo. Dopodiché, ripeto, la sfera della verità, ve lo dico sempre, non sarà in mano nessuno, perché le infezioni hanno esordi a volte imprevedibili e quindi, come è accaduto nel corso di questi 15 mesi ormai, perché marzo, aprile, maggio, 15 mesi di storia del Covid ci ha insegnato che tutto è possibile, anche perché i cambiamenti repentini della curva dell'infezione sono stati spesso una costante del Covid. E siamo in una fase nella quale bisogna assolutamente invocare la massima attenzione e non abbassare la guardia, ma questo lo diciamo sempre. Gli esperti ci dicono che la buona stagione dovrebbe aiutarci per un po' di fattori, primo tra tutti del fatto che c'è più arieggiamento dei locali, perché le temperature sono cambiate, perché comunque ci sono i raggi ultravioletti che, fra virgolette, pesano di più in questa fase
diciamo primaverile estiva, perché comunque si vive di più all'aperto e questo dovrebbe aiutarsi, ma non è, diciamo, il salvacondotto per non portare più la mascherina, per non occuparsi dell'igiene delle mani e in particolar modo per evitare gli assembramenti. La vera preoccupazione sono gli assembramenti, quindi non è che uno non deve andare al bar o al ristorante, però lo deve fare sicuramente attento, in maniera attenta, evitando di esporre se stesso e quindi di conseguenza anche gli altri eventuali contagi. Il virus c'è ancora, perché quando tu hai 364 persone positive, vuol dire che 364 persone sono sottoposte a tampone ed è il risultato della loro positività. Il dato delle ultime 24 ore dei vaccini è di 37.000 vaccini. Siamo penso sopra il target, quanto? 8.000, 9.000, 10.000, roba del... abbondantemente sopra il target. Considerate che siamo in assoluto quelli che performano meglio rispetto ai target nazionali. Il totale dei vaccini somministrato fino ad oggi è 1.750.522 dosi. 1.750.522 dosi. 25.000. Ecco, 25.000, quindi siamo 12.000 dosi sopra il target fissato. E abbiamo in magazzino da stamattina disponibilità, che ovviamente noi daremo fondo al magazzino. La disponibilità di oggi è esattamente di 275.000 dosi, 3,56. Considerate che noi abbiamo un potenziale adesso possiamo arrivare fino a 50.000 prenotazioni e quindi somministrazioni al giorno. Considerate che di tutto questo noi, visto considerato che da lunedì prossimo noi avremo 201.000 dosi a disposizione, noi questa settimana diamo fondo al magazzino, dovremo accantonare un po' di vaccini, soprattutto sul fronte AstraZeneca, per le seconde dosi. Vi ricordo che adesso siamo entrati nei richiami, nella fase dei richiami, quindi se prima, diciamo, davamo fondo al magazzino di AstraZeneca, adesso dobbiamo accantonare perché sui famosi 3 mesi ci siamo arrivati. Faccio appello soprattutto alla categoria 60-69 perché chi vuol farsi il vaccino provveda a prenotarsi. I posti ci sono anche nel breve, anche domani ci sono dei posti. Faccio appello per questo, perché se ci fosse necessità, o meglio vediamo che non riusciamo a ottenere almeno 40-45.000 dosi al giorno con la categoria diciamo oggi titolata a prenotarsi, dovremmo aprire alla categoria che li segue, che è quella dei 50-59 anni, proprio per evitare che lo sforzo vaccinale non venga reso vano dal fatto che non ci sono prenotazioni sufficienti. Quindi veramente appello di provvedere a iscriversi, perché i posti ci sono e abbiamo intenzione di fare anche veloci nelle prenotazioni. Se vi interessa un ultimo dato, visto considerato che se ne parla spesso, vi dico che la popolazione degli over 80 è vaccinata con almeno una dose per il 96,7%. I 70-79 hanno passato il 72,4% e i 60-69 abbiamo recuperato in un giorno un altro 10%, siamo al 30%. Un giorno, insomma, in 2 giorni. 30,4%. Disabili il 67% e vulnerabili il 58%. Dopo vi verrà inviato il bollettino. Basta, io non ho altro da aggiungere su questo tema. Se avete domande, prego. Tosatto, Pietro Belli del Fatto Quotidiano, Bonet, Giacomuzzo e Danzà. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Prima di tutto segnalazioni e considerazioni sul weekend, gli assembramenti,
affollamenti in varie città italiane ci sono state. Ha un feedback della situazione veneta, le hanno segnalato? Ma no, li avete visti anche voi, c'è attenzione, massima attenzione, non calare la guardia, non abbassare la guardia, perché poi i dati, le curve sono sempre imprevedibili, no? L'abbiamo visto con la curva dell'infezione, non ci sono particolari osservazioni, bisogna avere coscienza che il virus c'è ancora. La campagna vaccinale ci sta aiutando, però siamo ancora alla categoria over 60, quindi significa che dobbiamo mettere in sicurezza intanto queste fasce di età che vanno dai 60 anni in su, quindi gli over 60. Ricordo che le donne sopra i 75 anni e i maschi sopra i 65 anni sono le categorie più a rischio per il Covid ad oggi. Ecco, un'altra domanda. Prima fuori sul piazzale c'è stata una conferenza stampa dell'opposizione e vediamo qui per la prima volta in sala tra il pubblico consiglieri di opposizione. In conferenza stampa ci hanno detto che depositeranno una richiesta di istituzione di commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia nella seconda ondata. E il loro auspicio è che lei aderisca all'istituzione di questa commissione, dando così alla maggioranza. Guarda, noi intanto non ci siamo mai rifiutati di attivare le commissioni d'inchiesta. Ricordo che ce n'è una, anzi lancio anch'io un'altra proposta, ce n'è una che abbiamo istituito sulle case di riposo che è lettera morta, perché poi è finita l'amministrazione. Si faccia in modo di metterle assieme tutte e due, o se ne facciano due distinte, a me non cambia niente, insomma si decida. Fra l'altro la commissione d'inchiesta, voglio ricordare, che è governata da un esponente dell'opposizione, per cui c'è la massima garanzia. Decidano in consiglio di metterle assieme tutte e due, a me sembra una roba più logica, decidono di farne due, noi non abbiamo mai rifiutato l'istituzione della commissione, punto. A me, posso anche dirla fino in fondo, non è una sorpresa, mi sembra che è il minimo che poteva scaturire questo dibattito, no? L'importante è che si facciano però le commissioni, che si chiudano come è stato fatto per i FAS, che si chiuda con un verbale, che poi si manda alla procura in maniera tale che anche le istituzioni dello Stato siano informate delle risultanze delle commissioni. Però ripeto, c'è quella sulle case di riposo che è ancora lì. È scaduto, non so chi era il Presidente? La Presidente Zotti. E noi abbiamo chiesto tra l'altro al Consiglio e alla Commissione che vengano rese pubbliche o quantomeno come le commissioni quelli che hanno i risultati, proprio come relazione, essendo stata segretata come... Non ne so nulla, la Presidente è vostra, quindi nel senso che per me va ben tutto. Altro? Comunque insomma lei è favorevole sostanzialmente. È inutile anche, perdonami, è inutile anche continuare a tirar fuori questo discorso, non ci siamo mai opposti all'istituzione di commissioni. Va bene, grazie. Prego. Allora avevamo Pietro Belli, Giuseppe. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Volevo chiederle, avrei 2 o 3 domande. Primo, quante volte è andato in Consiglio regionale a riferire sul problema Covid? A dicembre, mi sono collegato. E lo ritiene sufficiente alla luce degli 11.369 morti che ci sono stati? Infatti ci andiamo domani, ci hanno chiesto di andare. Ma domani andrà in Consiglio o andrà in Commissione? In Commissione, in Consiglio, incontro i consiglieri. Seconda domanda. Oggi in questa conferenza stampa il Partito e l'opposizione ha posto un problema di agibilità democratica nella gestione della Regione Veneto. Ma cosa vuol dire? Segnatamente da parte sua vuol dire che non c'è risposta alle interrogazioni consigliari da parte dei consiglieri, non c'è risposta alle richieste di accesso agli atti, non c'è comunicazione, come si aspetterebbero le minoranze da parte del Presidente o dell'assessore, della gestione della pandemia. Quindi non c'è una risposta, politica, non solo tecnica. Prego. Allora, a me risulta che molte interrogazioni
ne arrivano a centinaia, sono state risposte, quindi può essere che ci siano dei ritardi su alcune interrogazioni, ma comunque vengono puntualmente e nel limite del possibile risposte. La sottoscritta, come in quanto assessore alla sanità, è andata in 5ª commissione in audizione ogni volta che è stato chiesto. Quindi mi sembra insomma che quando è stata chiesta la mia presenza in 5ª commissione in audizione su varie questioni sono sempre andata, anche con i tecnici che hanno relazionato rispetto a varie tematiche che venivano poste. Non sa perché ho posto la domanda? Perché prima il consigliere, il portavoce ha parlato di 200 interrogazioni presentate, a cui è stata data risposta soltanto a 81 e con un grande ritardo, una media di 78 giorni di ritardo. E di queste erano segnatamente 99 sulla pandemia, a cui è stato dato il 40% di risposte. Se ci fate una richiesta scritta riusciamo anche a darvela puntualmente, cioè non lo so, cioè nel senso che... Bravo. No, è sulla domanda di agibilità democratica al Presidente. Siamo in democrazia, l'agibilità c'è per tutti. C'è per tutti. L'ultima domanda sarebbe questa. Il 18 settembre lei ha dichiarato questo. In Veneto siamo circa un mese, tanto per contestualizzare, dopo la proposta del dottor Rigoli dei tamponi rapidi, all'epoca era microbiologia a Treviso, che ha dato il via alla prima fornitura di 10.000 tamponi. Lei aveva dichiarato un mese dopo e circa un mese prima dei risultati di Crisani. In Veneto abbiamo fatto molte prove doppie, sia con il tradizionale che con il rapido, e i risultati si sono rivelati affidabilissimi. Può confermare questo? Cioè, sì, perché posso confermare che le microbiologie del Veneto hanno confermato questo. E alla luce poi di quello della famosa circolare del 4-5 gennaio del Ministero della Sanità e alla luce poi della lettera della dottoressa Russo che dava indicazioni dei molecolari per i dipendenti sanitari, cosa ne pensa? Cioè si è rivelata fallace quella la sua previsione? No, guarda, domani ci saranno i tecnici che parleranno di questi aspetti che riguardano i tecnici. Direi che sarebbe ora di iniziare a non far credere ai cittadini che gli amministratori decidono che tamponi comprare e a chi farli fare. I tecnici saranno a disposizione domani, quindi i consiglieri potranno fare tutte le domande che vogliono. Di certo io non rispondo a domande come questa dove non sono stato io a decidere i piani nazionali, la distribuzione ai medici di base e tutti questi temi qua. Cioè, ci sarà la dottoressa Russo che spiega anche questi aspetti. No, scusi, io gliel'ho fatta la domanda e lei dice non rispondo, perché quella dichiarazione lì l'ha fatta lei. Sì, non ti ho detto di sì, ma anche evidentemente non mi ha ascoltato, ti ho detto è per quello che ci hanno riferito le microbiologie del Veneto. Ho risposto alla domanda. Pietro, scusa, Giuseppe, posto? Bene. Bone, Giacomuzzo, Vanzan. Sì, Presidente, buongiorno. Allora, solo per chiarire rispetto a questa richiesta di commissione speciale, quindi lei non la firma, però dà mandato alla sua maggioranza di non votare contro. Adesso, per carità, è la 4ª volta che me lo chiedete stamattina. Io ho detto che noi non siamo contrari all'istituzione. Se me ne trovate una che ho firmato in 10 anni, che adesso non venga fuori Zaia non firma perché vorrebbe dire essere anche di poco di buono. Perché io non firmo neanche le interrogazioni che mi propongono i miei consiglieri o le mozioni, proprio per un fatto di rispetto nei confronti del Consiglio, perché poi il Presidente ne firma alcune, altre no, comincia a entrare nel merito, quindi ho fatto sempre questa scelta. Ma che ci sia riserve sul fatto dell'istituzione della Commissione, decisamente no. L'unica roba che ho firmato io in Consiglio sono le leggi che a ogni inizio legislatura ho presentato a nome mio. Andate a controllare se ne trovate una. E non è neanche un problema l'istituzione di una commissione. Va bene. Poi anticipiamo in questa sede una serie di obiezioni che verranno poste domani, credo, in Commissione Sanità. Una di queste riguarda il tema della scelta tecnica e la scelta politica, nel senso che lei ci dice, l'ha detto spesso, insomma, che si è rifatto alle indicazioni che riceveva dai tecnici rispetto alle scelte di politica sanitaria regionale. Queste scelte però poi si sono tradotte in dei piani di azione contro la pandemia
che lei ritiene essere questa una scelta politica o una scelta tecnica. Mi spiego più nel dettaglio. La scelta, per esempio, che viene contestata dai consiglieri di opposizione, e sarà l'obiezione che le faranno domani, di utilizzare i test rapidi negli ospedali e nell'RSA, lei la ritiene una scelta prettamente tecnica o una scelta anche di natura politica? Ma noi non abbiamo gli strumenti per fare una scelta su dove utilizzare i tamponi. Cioè, domani avrete la risposta da chi ha proposto queste come si può dire, queste modalità, si è confrontato, ma io capisco che voi fate fatica a dimostrare che noi abbiamo scelto tutto, però guardate, noi siamo disposti ad andare a vedo finché volete. Domani venite in commissione, sentite i dirigenti e poi ognuno trarrà le proprie considerazioni. Cioè, rovescio la domanda. Se ci fosse un'area di discrezionalità nel fare ogni 4 giorni, ecco, l'unica roba che noi abbiamo detto sicuramente è sempre fate più tamponi che potete, questo l'abbiamo sempre detto, e fateli in maniera più ravvicinata che potete. Se ci fosse un'area di discrezionalità su una scelta del genere, se rovesciamo la visione, vorrebbe dire che noi potevamo anche, secondo voi, decidere di non fare diagnostica, di non attivare i tamponi rapidi, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè che c'era il mondo intero che li utilizza e l'Italia compresa. Il dibattito c'è qui, bene, lo facciamo qui. Bonet? Però per rispetto del Consiglio direi anche che sarebbe giusto aspettare la commissione di domani. Va bene, grazie. Prego. Giacomuzzo e Vanzà. Signor Presidente, una delle accuse che viene mosse dalle opposizioni è il fatto che si è creato un clima aspro davanti alle indicazioni mosse da loro. È piovuta una pioggia di critiche anche pesanti da parte della sua opposizione. Lei ravvede questo clima così teso qui in Regione tra maggioranza e opposizione? Si sente in parte responsabile di questa chiusura, forse anche non passando spesso in Consiglio regionale, peraltro una prassi che aveva anche già nei suoi precedenti mandati, intendo dire, non è una cosa che è iniziato adesso con... Ma guarda, c'è dibattito al sale della democrazia. Dopodiché penso anche che siamo davanti a delle persone che a marzo dicevano che avevamo tolto terapie intensive, quindi eravamo in difficoltà per quello, marzo 2020, e esattamente un anno dopo avevano detto che avevamo gonfiato i numeri delle terapie intensive. Domani ci sarà il dottor Rosi e l'ingegner Fattori che mostreranno i numeri e i piani che hanno fatto loro, che non le ha fatte Luca Zaia o Emanuele Lanzarin, perché non abbiamo né la professionalità, tantomeno la competenza per fare questi piani. Non avete la professionalità, però loro dicono davanti ad uno studio, quello di Crisanti, che metteva in dubbio i tamponi davanti a una denuncia fatta da ANAO: non usate questi tamponi nell'RSA, non avete cercato giustificazioni tecniche tali da poter consentire un cambio di rotta, perché avete acquistato sempre tanti tamponi rapidi di prima e seconda generazione più della terza. Domani chi ha fatto gli approfondimenti ne parlerà. E poi avevo altre due cose che riguardavano non la questione. La prima riguarda la situazione epidemiologica, e cioè l'aumento di casi. La situazione, si diceva ieri, del tracciamento è abbastanza buona, nel senso che non è sotto pressione, però ci sono delle zone, in particolare dell'Alto Vicentino, che ne stanno risentendo pesantemente, nel senso che comunque ci sono dei cluster. Ad oggi la situazione non è cambiata solo nell'Alto Vicentino, che poi erano quelle zone che erano state colpite anche nelle altre ondate, oppure ci sono altre zone di pressione? Non ci risulta, a meno che non abbiate voi notizie che noi non abbiamo. Al momento no. L'ultima cosa, campagna vaccinale. Figliuolo anche stamattina da dove era nel Lazio, e cioè da fare inaugurazione di nuovi punti vaccinali, parla di una nuova priorità nella campagna vaccinale, cioè una volta finiti i disabili e i fragili, via liberi tutti, pare di capire, insomma. Questa, che lei sappia, è un ordine, nel senso che diventerà un decreto, una circolare ministeriale? Non ho la più pallida idea, ce l'avete già chiesto. Pensavo avesse novità. No, non abbiamo la più pallida idea, però è pur vero che finché non abbiamo vaccinato gli over 60, secondo me è un errore non mettere in sicurezza tutte queste fasce d'età.
quindi sopra i 60 anni è bene che li mettiamo in sicurezza. Lo vediamo comunque nei dati epidemiologici e anche in quelli sanitari, dove abbiamo da un lato nella curva dell'infezione, dall'altro nei ricoveri comunque diciamo, il calo vistoso da parte di quelle categorie che sono già state vaccinate. Vi faceva l'esempio il dottor Rosi degli 8 ingressi di over 80, ma sono esattamente cosa mai vista, nel senso che gli over 80 rappresentavano, diciamo, il cuore dell'infezione prima delle vaccinazioni. Oppure i cluster ospedalieri dove abbiamo vaccinato, che non ci sono più. Dopodiché immagino che le indicazioni debbano avvenire sotto stretta vigilanza del Comitato Tecnico Scientifico, e poi voi sapete che c'è un grande confronto rispetto anche a chi vaccinare, perché c'è chi dice liberi tutti dopo aver vaccinato i 60enni, c'è chi dice scendiamo per categorie, per fasce d'età, c'è chi dice iniziamo invece dai più giovani, perché possono essere loro che garantiscono la circolazione del virus. Quindi è fondamentale un'espressione del Comitato Tecnico Scientifico. Posto? Alda Vanzan. Volevo dirvi, fra l'altro, a proposito del Comitato, oggi doveva venire il professor Palù, ma è stato impegnato, quindi settimana verrà, così vi dà ultimi aggiornamenti rispetto a questo. Prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Tornando appunto alla questione delle fasce di età per le vaccinazioni, lei prima ha rivolto nuovamente l'appello alla fascia dei 60-69 anni. Se questi non si prenotassero, non aderissero in maniera massiccia come voi vi augurate, aprireste prima per i cinquantenni? C'è una data? No, ci siamo dati ancora qualche giorno per vedere l'andamento, il che non vuol dire, attenzione, che gli over 60 non si stiano prenotando. Il problema è che se la prenotazione me la vanno a pescare al 19 di maggio, oggi le agende vaccinali sono aperte fino al 19 di maggio, sarà inevitabile che si possano creare degli spazi che noi non possiamo lasciare vuoti nel frattempo. Quindi Presidente, nella tabella che voi ci avevate fornito la settimana scorsa, che prevedeva l'inizio della vaccinazione per i cinquantenni al 31 di maggio, quella sicuramente sarà... No, verrà anticipata. Sarà anticipata. Ma è verosimile che si possa pensare anche a metà maggio, 15-20 maggio. Come inizio? E quindi la prenotazione qualche giorno prima? Sì. Però attenzione che dobbiamo vedere l'andamento degli over 60. Attualmente sono vaccinati con prima dose oltre il 30%, cioè sono 30,4 mi sa. 30,4. Considerate che sono una popolazione di quanti sono? 600.000, se ne facessimo anche 30.000 al giorno, perché considerate che gli altri magari sono richiami, vuol dire già una ventina di giorni farli tutti, ma siccome ne abbiamo già fatte una buona parte, insomma 10-15 giorni dovremo chiuderla sta partita. Sono fiducioso, siamo fiduciosi. Quindi potremmo avere a fine maggio i due binari paralleli, i 60 prima di fine maggio, prima di fine maggio, sì. Okay. Mentre per il libero accesso, come rispondeva prima, attende indicazioni. Attendiamo indicazioni, se non ci sarà noi scendiamo sempre, andremo ai 40-49, dopo aver fatto i 50-59, e sono peraltro le classi di età più numerose. E c'è il boom Veneto, guardate, ce l'avete qua, la curva nera dà la dimensione della popolazione delle fasce d'età. I 50 sono qui, 800.000 sono 750.000 e 800.000 e 742.000 40-49. 742.000 40-49 anni, 800.000 50-59. Altro, Alda? Volevo sapere se sono arrivate indicazioni o se avete parvenza che ne possano arrivare sul tipo di sieri, cioè se si abbasserà la soglia di età per AstraZeneca e Johnson & Johnson, o se resteranno ancora per ora over 60. Over barra raccomandato per gli over 60, perché ricordo che Johnson & Johnson ha una raccomandazione, non è un'imposizione, e quindi il clinico potrebbe anche decidere autonomamente di somministrare anche nell'under 60, però è una scelta clinica. Noi, per evitare qualsiasi dibattito, abbiamo evitato questi passaggi nel piano di sanità pubblica. Altro?
Grazie, arrivederci. Ci sono altre domande? A domani, grazie. Buon lavoro. Grazie.